È uno dei luoghi più suggestivi del Tigullio, la strada che collega Santa Margherita Ligure con Portofino, teatro per ben 15 volte della mezza maratona delle Due Perle, è esposta a mareggiate che ormai non si può più definire eccezionali. E così, a inizio ottobre, la forza delle onde l'ha nuovamente danneggiata, ma questo non scoraggia i suoi numerosissimi visitatori. È bellissimo. Sì, molto, molto, soprattutto d'estate si fanno delle bellissime passeggiate. Sono di Santa Margherita, faccio paraggi, Portofino, lo faccio sempre, ieri l'ho fatta, oggi un po' meno. E da quando le palestre sono chiuse, per forza, non ci sono altre soluzioni. Col panorama però siamo anche fortunati, dai, non ci possiamo lamentare. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha dato incarico alle ditte per sistemare i tratti meno danneggiati, quello fra Caponord e la Carega e quello fra il Castello e la Baia di Paraggi. Il tratto più esposto e più danneggiato è quello centrale. Sì, ancora, già magari terza volta quando io già cammino qui. Sì, il problema è necessario fare più preciso, diciamo, perché fatto non è bene, magari. Sì, non è in funzione, no. Dopo la mareggiata e adesso di nuovo, sì. Non è in uso, niente, è un problema serio, perché passi in mezzo alla strada, però Quel punto lì è pericoloso. abbastanza. Andato così fuori è un po' pericoloso comunque. Ci vorrà un po' di tempo, non so io, ci sono altre questioni magari. Ci sono ancora dei lavoretti da fare, però rispetto a quella precedente niente di che mi viene da dire, dai, con poco si dovrebbe risolvere. La scheda con il conteggio dei danni è stata inviata il 30 ottobre in regione, ma l'idea è quella di realizzare almeno un tratto della passerella con la parte in legno ribaltabile, con l'obiettivo di lasciare sfogo al mare, senza mettere a rischio la parte della struttura più fragile. Insomma, la passerella verrebbe ribaltata quando le previsioni danno mareggiata forte, un'idea in linea con la parola d'ordine di 2 anni fa, resilienza, per un territorio che dopo una stagione estiva al di sopra di ogni più rosea aspettativa, oggi soffre per il Covid. Si è svuotato tutto i primi di ottobre, completamente. Già a metà settembre, con la chiusura dalla Svizzera da parte loro, e poi ottobre completamente vuota.